Le condizioni delle strade di Fontanelle continuano ad essere sempre più preoccupanti. Lo scrive il comitato di quartiere Fontanelle Insieme, che punta il dito sulla burocrazia che ad Agrigento è diventata un'altra piaga insopportabile. I cittadini, scrive il comitato di quartiere, da tempo lamentano la mancanza di servizi e di manutenzione stradale e non bastano i sopralluoghi del sindaco e degli assessori. Purtroppo i pericoli aumentano piuttosto che diminuire. Per il comitato di Fontanelle ci sono dei lavori prioritari, come la messa in sicurezza della via Alessio Di Giovanni, dove dopo il cedimento della strada ci si è limitati a creare il doppio senso di circolazione, lasciando tutto nella precarietà, con il rischio che il cedimento si allarghi, isolando di fatto l'intera zona. E c'è un altro cedimento che dura da mesi, isolando una palazzina. Succede in via Maresciallo Guazelli. E poi il massimo della vergogna, costituita da un tompino in viale Sicilia, per il quale si chiedono interventi da ben 5 mesi. E ancora, come evidenzia il comitato di quartiere, ci sono strade dove il manto stradale a seguito di scavi non è stato ripristinato. Ma c'è di più. A Fontanelle a preoccupare è anche la situazione igienico-sanitaria, perché la pulizia anche delle erbacce viene fatta con interventi stradali, mai una programmazione in tempo utile. Insomma, all'amministrazione comunale di Agrigento si chiede solo di assicurare il decoro ad uno dei più grandi quartieri. Si chiede di garantire un sacrosanto diritto di vivere in un ambiente civile e non è certo problema di sporcaccioni, perché l'unico responsabile qui è proprio il comune, soprattutto con i suoi burocrati.